buona Pasquetta dalla TG Sicilia. Le principali notizie. Pasquetta con il sole e temperature gradevoli. A Palermo boom di turisti, l'Etna più innevato che mai, innumerevoli le gite fuori porta con grigliate all'aperto, tanti arrivi anche alle Eolie. Ma il caro carburanti è sempre in agguato, 2,13 € il gasolio, 1,80 € la benzina, anche se il governo ha rinnovato il taglio delle accise fino al 1° maggio. Lampedusa dopo il naufragio di Pasqua con 80 dispersi, la comunità di Sant'Egidio lancia un allarmato appello, servono corridoi umanitari o sarà un'estate drammatica. Sigonella, domani il ministro Crosetto riferirà in Parlamento sul ruolo della base nella guerra in Iran. L'ultimo episodio da chiarire di pochi giorni fa, un drone si è alzato in volo con il sistema radio spento per non essere localizzato e identificato. Ispica in lutto, morto il titolare di un bar dopo un volo in un diruppo di 60 metri. Il corpo recuperato dal soccorso alpino, sospesi i festeggiamenti della Pasqua in città. Ancora un crollo, questa volta a San Leone, frazione di Agrigento. Il mare avanza e porta via un tratto di costa. Le immagini aeree del drone mostrano un'erosione senza tregua. Calcio contro l'Avellino, il Palermo si regala 3 punti d'oro e la speranza di poter inseguire ancora il sogno della promozione diretta. In Serie C, Pasquetta in campo per il Catania. Al Massimino i rossazzurri sfidano il Picerno. In difesa, Viali dà fiducia a Carnelutti. Bentrovati, Palermo capitale del turismo in Sicilia e non solo, tutto esaurito in alberghi e B&B e tantissimi turisti in giro per il capoluogo e non poteva mancare una grande affluenza anche a Mondello. Marco Gullà. Palermo è stata tra le mete predilette per le vacanze di Pasqua. Lo vediamo anche da queste immagini. Vie del centro affollate, turisti sia italiani che stranieri in giro per la città. Sold out sia ieri che oggi a Pasquetta. Palermo ormai è stabilmente dentro le rotte globali del turismo. Ora, noi non parliamo più soltanto di una destinazione stagionale. Palermo sta diventando una città che si sceglie tutto l'anno per la sua identità e per la sua offerta culturale, oltre che per la sua autenticità. Considerata la giornata prettamente primaverile, in molti hanno deciso di trascorrere la Pasquetta in spiaggia. Siamo a Mondello, un assaggio di estate. La Pasquetta più bella del mondo è proprio qua, in spiaggia a Mondello. Ci godiamo questa bellissima giornata oggi in compagnia di amici, sport e poi ovviamente di un pranzo con la grigliata e tutto. Il mare è bellissimo, peccato un po' per la pulizia della spiaggia. Fredda ma bellissima, caraibica, trasparente, sembra una piscina. Si deve assolutamente venire qua per vedere questo paradiso. Palermo ha già numeri importanti anche per le prossime vacanze di primavera, ovvero per i ponti del 25 aprile e 1° maggio. Voliamo dall'altra parte della Sicilia, piste imbiancate, impianti aperti, picnic ad alta quota. La Pasquetta diversa di chi ha scelto di godersi l'Etna e tutte le iniziative in programma prima della chiusura della stagione. Luca Ciliberti. Pasquetta sulla neve e sugli sci. Primo giorno di sole e temperature primaverili in città, ma le recenti nevicate dell'ultima settimana e il clima più rigido rispetto alle medie stagionali hanno spinto gli appassionati sull'Etna per godere degli ultimi giorni di neve e allo stesso tempo hanno indotto la società di gestione degli ski lift di Piano Provenzano, versante nord del vulcano, a prolungare la stagione sciistica che sarebbe dovuta finire domani, ma invece durerà fino a domenica 12 aprile. Una proroga attesa e richiesta da tanti appassionati. E la concomitanza delle festività pasquali non ha fatto altro che rendere più attrattivo il vulcano più alto d'Europa, non solo per gli amanti degli sport sulla neve, ma anche per chi vuole trascorrere una giornata diversa dalla solita gita in campagna o fuori porta. Piste imbiancate, fondo compatto e spesso e impianti a regime. Così la classica grigliata di Pasquetta si trasforma in picnic ad alta quota, con tanto di gatto bar, un gatto delle nevi trasformato in bar ristoro per sciatori.
Al tramonto invece è prevista la fiaccolata di Pasquetta organizzata dalla società di gestione degli impianti insieme ai maestri della scuola italiana di sci, aperta a tutti con gli sciatori esperti e con la partecipazione a titolo gratuito di chi vuole prendervi parte. Per gli appassionati un'altra buona notizia, perché resta confermato per martedì 7 aprile l'Open Day, data in cui non sarà necessario acquistare lo ski pass e si potrà accedere gratuitamente agli impianti. Una iniziativa che, come da tradizione, avrebbe dovuto chiudere la stagione. In molti infatti si sono già organizzati per tempo e per non perdere l'appuntamento. Facile prevedere che anche il 7 aprile Etna Nord sarà presa d'assalto per tutta la giornata. Non esiste al mondo, infatti, un luogo dove si scia ammirando il mare di fronte. Ci spostiamo ancora, grande arrivo di turisti anche alle Isole Eolie e intanto a Ragusa si va al mare o in campagna con amici e parenti. È un'occasione per rallentare, ritrovarsi, riscoprire il piacere delle prime giornate di primavera. Veronica Barbarino. Musica improvvisata in piazza, bambini che giocano all'aria aperta, è un momento di relax per tutti. Si respira aria di primavera a Ragusa. Il lunedì dell'Angelo, ma Pasquetta per tutti, è l'occasione per staccare dalla routine approfittando del primo caldo sole. Andremo a fare una passeggiata, poi andremo in campagna da amici, passeremo la giornata là. Grande classico, quindi arrostita con gli amici, si mangia come se non avessimo mangiato da tanto, si beve nei limiti moderati e basta, in compagnia. L'importante è condividere il tempo con amici e familiari o magari approfittare del bel tempo per una gita in moto o un pranzo vista mare. Per Pasquetta si tira fuori la moto? Certamente, per Pasquetta, per Pasqua e sempre. E dove andrai oggi? Oggi è un giro lungo la costa, niente di speciale. Vedendo il bel tempo ne approfittiamo con gli amici, così andiamo in un ristorante fronte mare e ci guidiamo una bella giornata. Tra sole, convivialità e voglia di stare insieme, la Pasquetta si conferma uno dei riti più amati della primavera. Senza dimenticare che il prezzo del carburante è sempre alle stelle, ma per Pasquetta, avete visto, i siciliani non rinunciano alla tradizionale gita fuori porta e nelle principali arterie dell'isola il traffico è in tilt. Francesco Aloi. Non se ne può più. Potremmo sintetizzare così il pensiero degli automobilisti. Il prezzo del carburante continua a salire e il malcontento avanza. Difficile andare avanti così, è impossibile. Pregando, sinceramente, perché è insostenibile questa situazione. Nonostante tutto, il traffico non manca. Così molti siciliani, prima e dopo la classica scampagnata di Pasquetta, sono costretti a passare ore e ore in fila. Ed è proprio in questi casi che si consuma di più. Di sicuro consumeremo di più. Il prezzo medio alla pompa in Sicilia è ancora tra i più alti, 2,13 € per il gasolio, 1,80 € per la benzina. Palazzo Chigi intanto ha rinnovato il taglio delle accise fino al 1° maggio, una misura che costerà allo Stato $500 miliardi, ma che, secondo molti, non basta. Hanno aumentato il prezzo del gasolio perché comunque la maggior parte delle auto che circolano in Italia sono tutte a gasolio. Come ora è tutto sbagliato. Prima di mettersi alla guida meglio pensarci 2 volte. E poi c'è chi come lui preferisce la bici, non si inquina e soprattutto si risparmia. La cronaca adesso è stata una notte di paura a Messina dove un incendio è divampato in alcune baracche disabitate del rione Taormina. Le fiamme, che si sono sviluppate dopo la mezzanotte, hanno impegnato i vigili del fuoco che vedete per ore. Decisivo l'intervento con autobotti e autoscale per evitare che il rogo si estendesse agli edifici vicini. Sul posto anche i carabinieri. Non si esclude infatti l'ipotesi dolosa. In mattinata nuovo sopralluogo per spegnere gli ultimi focolai. L'area già colpita da un incendio l'anno scorso era stata sgomberata, ma le baracche erano diventate ricettacolo di rifiuti. Confermato comunque l'avvio delle demolizioni. Il risanamento va avanti, assicurano gli addetti ai lavori. Lampedusa, dopo il naufragio di Pasqua con 80 dispersi e 2 morti,
terza tragedia nel mare negli ultimi giorni, la comunità di Sant'Egidio lancia un appello molto forte. Servono corridoi umanitari o sarà un'estate drammatica. Manlio Viola. Riprendere con forza e impegno e intensificare ulteriormente le operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti, dar vita a nuovi corridoi umanitari e al tempo stesso a canali di ingresso regolari in Italia per motivi di lavoro. È un appello su 3 fronti, quello che parte dalla comunità di Sant'Egidio, ma sposato da una decina di associazioni all'indomani dell'ennesima tragedia del mare. Nella notte di Pasqua si stima che siano 70 le nuove vittime del naufragio di un barcone. È stato possibile salvarne solo 32 e recuperare 2 cadaveri. Vittime che si aggiungono alle 19 di qualche giorno prima a 85 miglia al largo di Lampedusa e al naufragio nell'Egeo. L'intervento della Guardia Costiera italiana è avvenuto in area SAR libica. 110 le persone a bordo di una barca partita proprio dalla Libia, esattamente da Tripoli, un barchino di 15 metri. È il secondo salvataggio italiano in acque libiche in pochi giorni, a dimostrazione del fatto che gli accordi con la Libia non funzionano più. Con l'arrivo del bel tempo i viaggi della speranza partono in massa e bisogna affrontarli o sarà una strage senza fine. La comunità di Sant'Egidio ribadisce l'esigenza di corridoi umanitari, un sistema che in 10 anni, racconta, ha permesso di inserire nella società italiana 8.500 persone, un esempio che adesso dovrebbe prendere in esame anche l'Europa per seguire quanto fatto in Italia. Sigonella, domani il ministro della difesa Crosetto riferirà in Parlamento sul ruolo della base militare americana in questa guerra all'Iran. L'ultimo episodio da chiarire è di pochi giorni fa, quando un drone si è alzato in volo con il transponder spento, quindi non aveva la radio a bordo accesa, per non essere localizzato e identificato. Adelaide Barbagallo. La battaglia di USA e Israele contro l'Iran sta infiammando tutto il Medio Oriente. Su questi scenari di guerra, che ruolo sta avendo la base americana di Sigonella in Sicilia? Domani a rispondere in Parlamento con una informativa sarà il ministro della difesa Crosetto. Pochi giorni fa un velivolo Triton partito da Sigonella ha attraversato il Mediterraneo orientale, dirigendosi poi verso il Medio Oriente con il transponder spento, un dettaglio insolito dato che finora i droni hanno sempre operato con tutti i sistemi attivi. Cosa è andato a fare? A rivelarlo è stata la piattaforma di informazione indipendente Italmiradar, specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare. Il drone potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nell'operazione di salvataggio del pilota americano disperso in Iran dopo l'abbattimento del caccia F-15 sul quale era in missione. L'informativa di Crosetto di domani arriva anche dopo il suo no a cacciabombardieri degli Stati Uniti, che prevedevano di atterrare presso la base per poi ripartire per il Medio Oriente senza la richiesta preventiva. Il governo, dicono i partiti opposizione, venga in Parlamento a raccogliere la volontà maggioritaria del popolo italiano, contrario all'utilizzo del nostro territorio per una guerra illegale che danneggia anche i nostri interessi strategici ed economici, che si chieda a Trump e Netanyahu di fermarsi. Grave incidente sul lavoro a Caltanissetta, un operaio di 28 anni impiegato di Enel Distribuzione è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica. La vittima è arrivata a pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con bruciature, ustioni al volto e in diverse parti del corpo. È stata trasferita al centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo in prognosi riservata. A Ispica è avvolta nel mistero la morte di un 36enne trovato senza vita in fondo a una cava di 60 metri vicino al convento di Santa Maria di Gesù. I soccorritori hanno trovato la sua auto con lo sportello aperto, il cellulare appoggiato su una balaustra. Veronica Barbarino. Feste di Pasqua dolorose per gli abitanti di Ispica nel Ragusano. La morte di Alessandro Scapellato, il 36enne, il cui corpo è stato ritrovato in fondo a una cava profonda circa 60 metri nei pressi del convento di Santa Maria di Gesù, ha lasciato la comunità affranta e incredula. La sua morte è ancora un mistero. Il luogo del ritrovamento è infatti impervio, fatto di dirupi, vegetazione fitta e passaggi estremamente pericolosi. Perché si trovava in quel punto? Cosa lo ha portato fin lì? Scomparso qualche ora prima, i soccorritori hanno prima trovato l'auto con lo sportello aperto, il cellulare appoggiato su una balaustra e poi il corpo, finito tra rovi e massi.
Le lunghe e complesse operazioni di recupero, ricordiamo, sono state rese possibili solo grazie all'intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e un elicottero che ha permesso il trasporto della salma. Sul posto anche i carabinieri. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire quanto accaduto. Alessandro era un giovane padre di 2 figli piccolissimi, un uomo amato e conosciuto in città. La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di un giovane di 25 anni accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 19 anni, alla quale ha provocato forti stati d'ansia e il timore di essere uccisa. Il giovane l'ha minacciato dicendo che se fosse andata con altri ragazzi avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa, che è la donna di Caccamo che è stata vittima di femminicidio 5 anni fa. Ancora un crollo a San Leone, frazione di Agrigento, il mare avanza e porta via un altro pezzo di costa. Dall'alto, vedrete, le immagini del drone mostrano un'erosione senza tregua. Davide Sardo. Ancora un crollo, ancora un pezzo di costa che scompare. A San Leone il mare avanza senza tregua e colpisce ancora con forza. Le immagini dall'alto, riprese con il drone, evidenziano in modo chiaro l'erosione. La linea di costa arretra, la spiaggia si assottiglia e le strutture diventano sempre più vulnerabili. A cedere è stata la recinzione dell'ex stabilimento militare, travolta dalle onde e finita in acqua insieme alla barriera di protezione, ai ferri e ai blocchi di tufo che delimitavano l'area. Una scena che testimonia ancora una volta la fragilità di un litorale sempre più esposto. A lanciare l'allarme è l'associazione ambientalista Mare Amico, che parla apertamente di emergenza. Negli ultimi mesi il mare ha eroso metri di spiaggia, mettendo sotto pressione strutture e infrastrutture lungo uno dei tratti più frequentati della costa agrigentina. Il crollo della barriera segna un nuovo passo indietro nella difesa del territorio. Senza interventi concreti, il rischio è che le mareggiate continuino a colpire con maggiore intensità, cancellando altri tratti di costa. E l'avvertimento è chiaro: un altro disastro, denuncia Mare Amico. Il mare non si ferma e San Leone continua a pagare il prezzo di un fenomeno sempre più evidente anno dopo anno. Una rete scolastica per l'intelligenza artificiale in Sicilia. Parte il progetto che raccoglie già 200 istituti scolastici in tutta la regione e che vede Google Educational pronta a investire risorse e competenze. Orazio Longo. Da insidia ad alleato, con questo spirito è stata presentata la rete IA, che sta per Intelligenza Artificiale Sicilia, con l'adesione di oltre 200 scuole dell'isola. Si ispira al modello della rete bresciana fondata da Alessandro Di Maria e punta a diventare un polo nazionale, su cui la stessa Google è pronta a investire, come ha spiegato Marco Berardinelli, direttore educational di Google Italia. Il concetto di rete è un concetto fondamentale, molto importante, proprio perché le scuole riescono ad aggregarsi e ad accedere all'intelligenza artificiale, come in questo caso, quindi a fruire di intelligenza artificiale che, come sapete, porta dei benefici incredibili sia per i docenti sia per gli studenti. Scuola capofila all'Istituto Superiore Fazello di Sciacca. Le singole scuole nell'affrontare questo problema si troverebbero con poche risorse, poco supporto, e allora ho pensato allo strumento della rete che è previsto dalle normative nazionali per fare in modo di fare una massa critica che possa supportare, ad aiutare i singoli dirigenti scolastici su tante sfide che l'intelligenza artificiale comporta. Un progetto dal respiro triennale presentato a Catania alla scuola Marconi. L'intelligenza artificiale oggi più che mai rappresenta una sfida alla quale non è possibile, tra virgolette, sfuggire nel senso buono, però è anche fondamentale che una scuola, proprio per il senso di responsabilità del ruolo che ha, quello che abitui gli studenti a utilizzare l'intelligenza artificiale facendone uno strumento di supporto piuttosto che un sostituto dell'intelligenza umana. La Regione interverrà con risorse proprie, ha detto l'assessore regionale all'istruzione Turano, per supportare quegli istituti che dovessero rimanere fuori dai finanziamenti ministeriali, garantendo a tutti l'accesso a software e competenze formative. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la vittoria del Palermo sull'Avellino e l'immediata vigilia di Catania-Picerno. State con noi.
calcio, vittoria casalinga nel giorno di Pasqua per il Palermo che batte l'Avellino 2-0 e resta in scia promozione. Palumbo e Ranocchia firmano il successo al Barbera. Marco Gullà. Dentro l'uovo 3 punti e la speranza di poter inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Il Palermo al Barbera fa felici i tifosi nel giorno di Pasqua. 2-0 all'Avellino e Rosanero che rispondono alla vittoria del Frosinone sul Padova. La Serie A, senza passare dai playoff, dista 4 punti, ma il Palermo venerdì avrà l'occasione di poter accorciare, visto che ci sarà lo scontro diretto a Frosinone. Siciliani che ieri hanno comunque gestito al meglio le forze, l'Avellino è stato avvisato subito delle intenzioni rosanero con il gol di Palumbo in ripartenza letale. Con questo tiro a giro è 1-0. La gara è in discesa, ma la squadra di Inzaghi ha difficoltà nel creare altre occasioni degne di nota. Izzo però complica i piani della sua squadra facendosi espellere, doppio giallo. Il Palermo riprende il timone e nel finale di tempo sfiora la rete del 2-0 con Poyampalo che non arriva per un soffio. Ripresa, copione che non cambia, si fa male Joronen, al suo posto entra Gomis. Le condizioni del finlandese saranno da valutare nei prossimi giorni. Segna Leduaron, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il VAR conferma dopo 2 minuti. All'83esimo raddoppio rosanero, azione da manuale della banda di Inzaghi, Poyampalo fa assist per Ranocchia che mette in porta. 2-0, gara chiusa e altri 3 punti d'oro per i siciliani, sempre quarti in classifica ma speranzosi di poter accorciare verso le prime della classe. Ci tenevamo a ripartire bene davanti al nostro pubblico, sapevamo che oggi c'erano quasi 30.000 persone, per cui li ringraziamo. Penso che abbiamo fatto passare una bella Pasqua a loro, al presidente Mattarella. Sono contento per la società e per questi giocatori che comunque nelle ultime partite in casa diamo con una continuità incredibile ai nostri risultati e questo è il passo giusto. Ecco. Pasquetta con il Catania nel pomeriggio alle 14:30, rossazzurri in campo al Mazzimino per affrontare il Picerno, derby di formazione, soprattutto in attacco, per Viali. Francesco Triolo. Più partite all'interno della stessa, William Viali l'ha presentata così, con la consapevolezza di dover aspettarsi di tutto. Conquistata la prima vittoria in trasferta sotto la gestione del nuovo allenatore, il Catania va adesso a caccia di un successo in casa. Oggi pomeriggio al Massimino arriva il Picerno e l'obiettivo dei rossazzurri è quello di conquistare i 3 punti per chiudere i giochi per il secondo posto e ottenere indicazioni positive in chiave playoff. Resta la difficoltà di affrontare un avversario che arriverà a Catania non per la gira di Pasquetta, la classifica non glielo consente, ma per cercare un colpaccio pesante in chiave salvezza. Incontriamo una squadra organizzata che ha le idee molto chiare, che ha un obiettivo da raggiungere, quindi come sempre non sarà semplice, però è giusto rimanere focalizzati sul nostro percorso. Pretendo che ogni partita di vedere qualche miglioria, poi nelle difficoltà della gara ci saranno sempre. Il passo in avanti certificato a Latina adesso va proseguito. Viale ha detto chiaramente che si aspetta progressi in ogni partita e una crescita soprattutto in attacco negli ultimi 20 o 30 metri in una zona del campo dove di certo non ha tante scelte. Bisogna capire, è un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Insomma, conforta ancora fuori dai giochi, resta vivo il ballottaggio Lunetta-Caturano per il ruolo di prima punta. Da quello dipenderà poi un po' tutto. Un paio di dubbi di formazione, a cominciare dalla mediana, dove Quaini rischia di partire ancora dalla panchina. Calcio inizia alle 14:30, appuntamento su Telecolor dalle 14 con 3 ore live con diretta stadio. Dopo i pareggi di sabato scorso si è complicato il cammino salvezza per Siracusa e Trapani. Sergio Colosi. A 3 giornate dalla conclusione, Siracusa e Trapani si allontanano dalla salvezza. Il destino delle due siciliane è legato ai propri risultati, ma anche a quelli di chi li precede in classifica. Vincere potrebbe non bastare. Entrambe ultime con 23 punti hanno 3 lunghezze di ritardo dal Foggia, la più vicina delle dirette concorrenti. Calcoli alla mano, giochi ancora aperti per la matematica. Dall'ipotesi oggi più accreditata della doppia retrocessione, nel caso in cui una chiuda all'ultimo
posto e l'altra non riesca a raggiungere play-out, che si disputano con una distanza non superiore agli 8 punti tra penultima e quintultima e terzultima e quartultima. Obiettivo che potrebbe essere centrato da una delle due, ma con un ottimo finale di stagione. Siracusa e Trapani faticano e pagano i gravi errori societari. Anche nell'ultimo turno gli azzurri, nonostante un Di Paolo già pronto per abbracciare il Cagliari, hanno sprecato tanto e commesso le solite ingenuità difensive. In altri tempi sarebbe stato accolto con piacere il punto del Trapani a Monopoli, ma con la classifica attuale rischia di non avere alcun valore. I prossimi appuntamenti di domenica 12 aprile, con inizio alle 14:30, prevedono Foggia-Siracusa e Trapani-Salernitana, altre due finali verso una sentenza che oggi sembra scontata. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e ancora buona Pasquetta.